Ciao a tutti, buonasera, buona domenica. Oggi facciamo la crespella con ripieno di fonduta di formaggi misti. Allora, gli ingredienti per la fonduta prima di tutto. Allora, per la fonduta io ho preso due formaggi. Allora, questo è un Saporeto delle Valli della latteria di Cividale, che è un formaggio morbido, e questo è uno stravecchio di Fossa dell'azienda agricola La Fattoria di Pavia di Udine. Poi, sempre per la fonduta ci servirà un po' di panna da cucina fresca oppure panna da cucina di quella classica che si trova in supermercato, un po' di pepe, un po' di sale e un po' di noce moscata che ho dimenticato di prendere, quindi lo facciamo senza, ma va bene lo stesso. Allora, cominciamo subito. Allora, una pentola antiaderente, un fornello, anzi no, uno un po' più piccolo, come questo, così. Prima cosa ci versiamo la panna. La panna saranno circa 70-80 grammi, non di più. Vediamo questa prima scolata. Ok, possiamo subito versare i formaggi che io ho già grattugiato precedentemente. Vi consiglio di grattugiarli finemente con la grattugia, perché altrimenti, soprattutto se usate formaggi stagionati, che sono molto più buoni per fare questo piatto, tenderanno a rimanervi dei grumi grossi che possono dare fastidio poi quando andiamo a mangiare. Adesso ci aggiungiamo un po' di pepe, ok, un po' di sale fino, poi in caso lo aggiustiamo un attimo prima di metterlo come ripieno. Ok, e mentre si cucina questo noi andiamo a fare le crespelle. Allora, per le crespelle ci vogliono uova, farina 00, un po' di sale, latte, un po' di succo di limone e il burro per ungere la padella, insomma. Allora, cominciamo subito. Solitamente con un uovo otteniamo una crespella, quindi se devo fare 10 crespelle metterò 10 uova. In questo caso ne facciamo 4, quindi 4 uova. Uova. Per ogni uovo andremo a mettere un cucchiaio scarso di farina 00. Così. Ok. Sempre per ogni uovo un pizzico di sale, non tanto. Ok. Poi il succo di mezzo limone. Ricordatevi di tenere mescolata la fonduta, altrimenti addio. No, questa è già a posto così, poi la riaccendiamo dopo. Allora, un po' di limone, succo di limone, ok, che serve un po' a togliere l'odore dell'uovo. Ok, andiamo a mescolarli bene con una frusta. Dobbiamo ottenere una crema omogenea, senza grumi, possibilmente. Quando avrete ottenuto una crema bella liscia, omogenea, senza grumi, ci vuole un attimo di tempo in più, ma adesso per motivi di tempo ci fermiamo qua. Aggiungete un po' di latte, così, mescolate bene. A questo punto, se avete tempo, la lasciate riposare un'oretta in frigo, anche due, altrimenti potete fare subito, dipende un po' dal tempo che avete. Noi ne abbiamo poco, quindi la facciamo subito.
Allora, questa. Adesso facciamo le crespelle. Allora, per ungere la padella, io prendo un po' di burro direttamente sulla punta del coltello, così. Aspettiamo che la padella sia calda e poi vedrete che si scioglierà come fosse un pennello, insomma. Un attimo solo. Tanto prepariamo il mestolo. Andare bene questo. Quando si fanno questa operazione bisogna avere un po' di pazienza, altrimenti le crespelle si rompono. Quindi io consiglio sempre di avere una buona bottiglia di vino aperta, così mentre aspettiamo che la padella si scaldi ci beve un goccio. Bene, adesso sarà calda, forse, sì dai. Spennellate bene tutta la padella. Ricordatevi di farlo ad ogni passaggio, altrimenti la crespella andrà ad attaccare, a bruciacchiarsi e non sarà un granché di risultato. Allora, passiamo sempre dal centro, mettiamo ancora un po', ok, la facciamo andare bene su tutta la padella in modo che non rimangano buchi. E adesso un attimo di pazienza, non ci vuole molto, la lasciamo lavorare. Poi con la crespella, con la stessa base di crespella, possiamo fare anche il dolce. Oggi facciamo la palacinca con una marmellata di mele, fatta in casa naturalmente. Questa è una marmellata di mele fatta con le mele dell'azienda agricola Vecchiet di Moraro. Allora, vediamo qua com'è. A questo punto potete aiutarvi con una forchetta e poi con una spatolina, quello che vi va meglio, quello che avete in casa, insomma. Ecco, si è già bella staccata. La lasciamo ancora un attimo in modo che non si rompa. Non sarebbe la prima volta che succede. L'ideale per fare le crespelle è avere quella padella proprio per le crepe, quella bassa, senza bordo, dove tu puoi andare direttamente così per ribaltarla, ma con un po' di pazienza riusciamo anche con queste. Un passaggio. Se ne dovete fare tante, preparate un piatto dove appoggiarle e potete metterle tranquillamente, potete tranquillamente impilarle una sopra l'altra. Io ne faccio pile anche di 20-30 crespelle quando lavoriamo in agriturismo e non c'è nessun problema, poi si staccano, poi si coprono con la pellicola, si possono mettere in frigo, durano anche qualche giorno. L'importante è che siano ben cotte prima di impilarle, altrimenti andranno ad attaccarsi l'una con l'altra. Ok, questa è una. Tiriamo fuori. E la mettiamo qua. E una. Adesso ne facciamo subito un'altra per fare il dolce. Questo. Ok. Sempre un attimo di pazienza. Bisogna sempre trovare qualcos'altro da fare nel frattempo. Salute a tutti. Mi raccomando, per fare questo lavoro sempre padelle antiaderenti perché altrimenti non ce la fate. Ok, vediamo se riusciamo a girarla senza fare un disastro. Ok, è andata bene. Allora, questo burro fa andare bene. Un attimo e ci siamo.
questa è pronta, questa qua ce la facciamo dopo come dessert. Ok, via il gas. Ok, a questo punto possiamo farcirla. Allora, questa è la nostra fonduta di formaggi che abbiamo preparato prima in un attimo. Andiamo a versare circa un mestolo al suo interno. Non esageriamo con il ripieno perché altrimenti verrà tutto fuori poi. Così. La chiudiamo più o meno in questo modo, facendo piano perché è fragile e si rompe facilmente ed è brutto da vedere poi se hai delle fuoriuscite dall'altra parte. In questo modo poi con un pezzettino di carta andiamo a pulire il piatto. Come guarnizione solitamente io ci metto un po' di prezzemolo tritato fino fino, non ce l'ho, mettiamo giusto 2 foglioline di rucola, giusto per non portare il piatto vuoto, così, ok, e poi facciamo una piccola conca qui in mezzo e ci versiamo un po' di burro fuso, che ho preparato prima naturalmente, un po' di burro fuso che dà un tocco di sapore in più, con un pizzico di sale fino all'interno. Così. E questa è la crespella con fonduta di formaggi misti. Una cosa. E adesso facciamo la palacinca. Allora. Stessa crespella. Palacinca in sloveno, crespella in italiano, omelette in furlan. Avrà altri 100 nomi, ma a giravolta è sempre quella. Allora, confettura di mele, ma potete metterci anche cioccolato, Nutella o quello che vi pare, insomma. Andiamo a spalmarla un po'. Ok, così. A questo punto o la chiudiamo così, facciamo un altro triangolo, oppure si può fare come le faceva mia mamma. Mia mamma le faceva chiuse così e faceva l'omelette così, così. Come guarnizione io ho grattugiato un po' di cioccolato fondente, in realtà l'ho fatto grattugiare mia moglie, boh, vabbè, non importa. Possiamo metterlo così come guarnizione per non portare il piatto vuoto. Ci potremmo mettere un po' di zucchero a velo, ma non ce l'ho. Oppure la potremmo guarnire con un po' di topping al cioccolato o al caramello, quello che volete, insomma. Boh, comunque, i piatti sono pronti. Il vino che vi consiglio è una ribolla gialla, che è un bianco che va bene un po' con tutto. E buon appetito. Ecco qua i piatti. Ciao a tutti, buonasera.